buongiorno, di nuovo in diretta con Focus TG. È un vero e proprio giallo la morte di un 39enne giardiniere di Asolo che è stato ritrovato cadavere in un bosco a Paderno del Grappa, e ci colleghiamo subito in diretta con Vanessa Banzato. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio in via dei Colli, dove ieri mattina è stato trovato il cadavere di Bledar Dedia, 39 anni, giardiniere residente ad Asolo con la famiglia e un dipendente di una pizzeria di Borso del Grappa. Come state vedendo, i carabinieri nella giornata e nella mattinata di oggi stanno seguendo ulteriori controlli, verifiche utilizzando il metal detector per cercare di rinvenire l'arma del delitto. Infatti l'uomo sarebbe morto a causa di numerosi fendenti, e tra l'altro fendenti al torace e alle mani, nel senso che ha provato anche a difendersi. Un vero e proprio giallo, come dici tu, perché ancora non si capisce il perché, come mai Bledar Dedia si trovasse proprio in questo punto, che tra l'altro è proprio in mezzo ai boschi, è un punto completamente isolato, fuori dal centro di Paderno del Grappa, nel comune di Pieve del Grappa. Al proposito mi trovo con la sindaca di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Un vero e proprio giallo, è stato detto, sindaca Rampin, non si spiega come e cosa possa essere successo qui. Sì, non abbiamo notizie in merito, chiaramente gli inquirenti stanno lavorando e confido anche che a breve possano avere qualche risposta, soprattutto per la famiglia, che sicuramente oggi si trova a vivere un momento di grande dolore, di perdita, ma soprattutto di incertezza, perché chiaramente ce lo chiediamo tutti cosa possa essere successo. Per loro è ancora più drammatico non sapere nulla. Lei è stata subito chiamata, lei già nella mattinata di ieri, nella giornata di ieri era qui in questo posto dove è stato rinvenuto da un amico il cadavere di Bledar Dedia? Sì, ieri appunto sono rincorse le notizie, quindi sono subito corsa qui perché non si capiva poi inizialmente se potesse essere addirittura un residente di Paderno, quindi la preoccupazione c'era tutta, però poi mi hanno subito tranquillizzato i carabinieri. Tra l'altro si dice qui a Paderno, un luogo completamente tranquillo, siamo immersi nella natura, pare impossibile che sia successa una cosa del genere, così drammatica, un delitto così efferato. Sì, sono sempre quelle cose che pensi succedano da altre parti, ma poi purtroppo si arriva a viverle anche direttamente. Questo, ripeto, è un momento di dolore per tutta la comunità, anche per chi non lo conosceva, perché è sempre una situazione brutta che succede vicino a casa e questo spiace. Tra l'altro lei lavora assieme a una persona che conosce molto bene la vittima, un suo dipendente, un dipendente del comune che lavorava a stretto contatto qualche tempo fa nella pizzeria dove lavorava Bledar come giardiniere. Sì, infatti è stato lui il pomeriggio a dirmi che appunto lavorava con lui presso l'antica abbazia. So che era anche venuto qui, però chiaramente non si è potuto avvicinare, ma non aveva neanche senso, e so che appunto anche all'antica abbazia ieri erano davvero tutti sconvolti perché appunto lo conoscevano, si trovavano bene con lui, era una persona che si faceva voler bene. Sì, infatti noi in questa giornata andremo anche nella pizzeria per cercare di parlare, di avere un contatto per capire, un po' di tracciare la figura della vittima di questo efferato omicidio. È caccia all'uomo perché ancora non si hanno tracce della persona, si pare proprio che sia un uomo dalla forza, dall'efferatezza del delitto. Io direi di mandare il servizio realizzato da Lina Paronetto, che ricostruisce un po' tutta la dinamica di quanto è avvenuto ieri. Era uscito per andare al lavoro la mattina senza poi più rientrare. L'indomani la moglie, preoccupata, ha iniziato a chiamare familiari e amici, presentando infine denuncia di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Asolo. Alle 9:30 la tragica scoperta. Il corpo di Bledar Dedia, 39 anni, di origini albanesi, è stato ritrovato da un amico nella boscaglia in via Colli a Paderno del Grappa, con diverse ferite da arma da taglio, anche da difesa, ed è stato subito chiaro che l'uomo la notte prima era rimasto vittima di un omicidio per mano di chi saranno i carabinieri della compagnia di Castelfranco e del nucleo investigativo di Treviso a cercare di definirlo.
Dipendente del ristorante pizzeria Antica Abbazia di Semonzo, dopo il turno Dedia si era portato in quella zona a bordo della sua macchina una Mercedes bianca, dove doveva evidentemente incontrare qualcuno. Il cadavere è stato rinvenuto ad alcune decine di metri di distanza dall'auto, in mezzo alla vegetazione con i pantaloni abbassati. Sarà l'autopsia a stabilire se il 39enne abbia avuto un rapporto sessuale fatale. Tra i fendenti ricevuti una coltellata che ha perforato il polmone. Sul posto al rinvenimento del corpo si sono portati i carabinieri coordinati dal comandante provinciale Massimo Ribaudo e il sostituto procuratore Barbara Sabattini. L'arma del delitto non è stata trovata. Al termine dei rilievi la Mercedes è stata portata via con il carro attrezzi e il corpo rimosso dalle onoranze funebri. Anche alcuni amici della vittima sul luogo del ritrovamento sbigottiti. Era bravissimo, una persona per bene che lavorava, guardava la sua famiglia. Dopo siamo un po' tutti scioccati perché nessuno si aspettava questa notizia. A lungo muratore per un'impresa di Castelcucco, quindi giardiniere tuttofare alla pizzeria di Semonzo, Dedia era sposato e padre di una bambina di 10 anni e di un bimbo di 2. Abitava con la famiglia in via Tiepolo ad Asolo, la moglie casalinga. In caserma il fratello del 39enne ha raccontato l'angoscia della donna. La mattina chiama mia cognata e dice guarda che non arriva a casa tutte le notte, da ieri mattina. Allora lei ha detto che fino a 3 notte abbiamo suonato e rispondo, dopo 3 non rispondo più il telefonino. Dopo le 3 dunque più nulla, le indagini dei carabinieri non escludono nessuna pista. Al setaccio le frequentazioni della vittima, anche quelle via social. Il 39enne potrebbe essersi dato appuntamento con qualcuno che si è poi rivelato violento, capace di uccidere. Fondamentale sarà l'esame del contenuto del suo smartphone e dei dati telefonici di quell'area, così come i passaggi di auto ripresi da eventuali telecamere, anche se la zona è molto isolata. Ecco, abbiamo sentito la ricostruzione di quanto può essere accaduto nella notte, tra la notte e la mattina di domenica. Carabinieri sempre al lavoro con il metal detector, dicevamo all'inizio, per ricercare l'arma, probabilmente un coltello con cui Bedar Dedia è stato ucciso. Al momento, direttore, se posso restituirti la linea, al momento non ci sono novità. Noi, ripeto, adesso facciamo un giro, andremo anche all'Antica Abbazia dove lavorava il 39enne, vedremo anche di riuscire a contattare i familiari ad Asolo, ma da qui per il momento è tutto. Grazie molte Vanessa Banzato. È in libertà ancora il killer o i killer, perché potrebbero essere stati più di uno, davvero un delitto efferato. Passiamo adesso agli incidenti. Ce ne sono stati, c'è stato un fine settimana tragico sulle strade del Padovano. Qui vediamo una notizia pubblicata dal Gazzettino. Qui siamo a Schio, esce di strada e centra il guardrail che penetra nell'auto per una decina di metri, conducente miracolato. Ecco, in questo caso per fortuna un trauma, ma nessuna gravissima conseguenza. Invece nel Padovano un fine settimana tragico, un uomo di 38 anni è morto sabato a Boara Pisani, 3 feriti, uno in gravi condizioni invece in un incidente che è accaduto ieri pomeriggio a Bovolenta. Una persona solare e vivace, descrivono così gli amici Marco Sattin, il 38enne di Stanghella, morto sabato sera lungo la strada statale 16 Adriatica nel comune di Boara Pisani. Erano le 21:30. Marco era alla guida della sua Opel Corsa con a fianco un amico. Avevano mangiato insieme ed erano diretti a Rovigo, dove avrebbero finito la serata. Tutto è accaduto all'improvviso, con l'auto che, per cause sulle quali stanno indagando i carabinieri, ha perso il controllo finendo capovolta contro la barra metallica del parcheggio di un centro commerciale. Per il 38enne, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Ferito in modo non grave l'amico che gli viaggiava accanto. Non l'unico incidente sulle strade del Padovano nel fine settimana. Erano le 14:30 di domenica quando, nello scontro frontale tra 2 auto, una di queste è finita nel fossato di Scolo a bordo strada. 3 i feriti, uno in condizioni critiche, estratto quest'ultimo dal veicolo dai vigili del fuoco e portato con l'elicottero in ospedale a Padova. Sul posto gli agenti della polizia stradale. Servizio di Chiara Gaiani intanto è caccia alla baby gang che alla nave del Vero a Marghera ha usato dello spray urticante. È successo sabato. Andiamo subito da Ilaria Marchiori.
Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo qui a Marghera, come vedete alle mie spalle, il centro commerciale La Nave de Vero, dove appunto si è consumato questo episodio da parte di questi ragazzi. Era in orario di chiusura, intorno alle 21, dunque fortunatamente non c'era moltissima clientela, però a farne le spese sono stati soprattutto i negozianti, titolari appunto dei punti vendita che sono all'interno del centro commerciale e alcuni dei loro dipendenti, che improvvisamente hanno iniziato a sentire un fortissimo bruciore agli occhi e alla gola, dopodiché si sono resi conto che questo gruppetto di ragazzi avevano spruzzato lo spray urticante nell'aria e quindi si era propagato, andando poi ad entrare anche appunto nei negozi. Sappiamo quanto possa essere efficace, dunque hanno immediatamente chiamato la polizia, che è giunta poco dopo sul posto. Si sono sincerati che non ci fosse bisogno delle cure dei sanitari del SUEM, cosa che appunto non è stata poi richiesta, e hanno iniziato ad analizzare immediatamente le telecamere di videosorveglianza interne del centro commerciale, da cui si vedeva chiaramente questo gruppetto in azione. Si tratta di 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, forse anche 20, si sono messi quasi a duellare con questi spray lì all'interno della galleria del centro commerciale, spruzzandolo nell'aria e poi fuggendo, utilizzando le scale mobili del centro commerciale, per poi dileguarsi attraverso i parcheggi sotterranei. Le immagini a disposizione sono in realtà moltissime, quindi si pensa che gli agenti della polizia che sono intervenuti e che stanno indagando troveranno in poco tempo questi responsabili, che poi saranno sicuramente puniti a dovere. Quello che è fondamentale è che fortunatamente, come dicevamo, non ci fossero molte persone all'interno del centro commerciale, perché altrimenti le conseguenze di questo gesto sarebbero state ben più gravi, soprattutto perché potrebbero esserci stati bambini, anche anziani, o comunque moltissime persone in più. Qui da Marghera è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie molto Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. I giovani sono spesso protagonisti di queste folli imprese, e ce n'è stata una l'altro giorno che ha procurato delle gravi ferite a un ragazzo adesso ricoverato al Cafoncello di Treviso. È un 18enne di Ormelle che è salito sul cofano di un'auto in corsa e poi da quest'auto è caduto ed è stato travolto. In equilibrio sul cofano dell'auto, imitando un surfista. Una nuova moda, un gioco a dir poco pericoloso che sta spopolando sui social, soprattutto su TikTok e fra i giovanissimi. Un gruppo di amici si ritrova nel piazzale degli impianti sportivi a Cimadolmo. L'occasione sono i 18 anni di uno dei ragazzi. Così, tra una risata e uno scherzo, il divertimento si trasforma in dramma. Un giovane appena maggiorenne sale sul cofano alla guida, il cugino, stessa età. Pochi metri, il 18enne cade sull'asfalto e viene investito dalla stessa macchina, che non riesce a fermarsi. Cala il silenzio. Immediatamente viene allertato il 112, sul posto l'elicottero. Quando è arrivato l'elicottero, e ringrazio SUEM, ringrazio le persone che sono intervenuti, sono riuscito a tirarlo fuori, a fargli battere il cuore e tutto. È una lesione, ha un problema toracico. Portato in ospedale, è stato ricoverato in rianimazione. La disperazione del cugino. Sono 2 famiglie distrutte. Il mio problema sono le 2 famiglie, sia il ragazzo che in rianimazione. Fortunatamente io spero che Treviso, per la sua struttura e per quello che è il sistema sanitario, riesca davvero a tirare fuori questo ragazzo, ma c'è anche l'altro ragazzo che ne soffre, so che non sta bene. Avrebbe dovuto essere una giornata di festa, la sera con gli amici, il giorno dopo con la famiglia. In un attimo è accaduto il dramma, l'appello del sindaco. Quello che voglio dire ai ragazzi è sempre, nei momenti di gioia, di fare attenzione. La vita è un bene supremo e va salvaguardata, di fare attenzione a tutto. Io so quello che passano, sia quello che è in rianimazione, la famiglia, quello che era alla guida, l'altra famiglia, che so in realtà imparentate, sono cugini di primo grado. Per ora sto pensando a cercare di aiutare queste persone a superare il problema e spero che questo ragazzo ne viene fuori. Su questo grave episodio stanno indagando i carabinieri. L'auto è stata posta sotto sequestro.
Tragedia sfiorata ieri a Limena quando un uomo si è rovesciato con la barca ed è caduto nelle gelide acque del Brenta e un'altra persona lo ha visto e lo ha subito soccorso. Vediamo. Stava navigando tra l'inizio del canale Brentella e il ponte di via Manetti lungo le acque del Brenta a Limena, la piccola imbarcazione che verso le 16:15 di ieri si è rovesciata e ha iniziato ad affondare. Una scena vista, per fortuna, da una persona che stava passeggiando sull'argine, che senza pensarci un attimo si è tuffato nel fiume, sfidando la temperatura dell'acqua gelida in questa stagione. A fatica l'uomo è riuscito a riportare a riva il malcapitato occupante della barca. In stato di ipotermia i due sono stati portati dai sanitari del SUEM 118 in ospedale. A recuperare il mezzo ci hanno pensato i vigili del fuoco, intervenuti anche con i sommozzatori di Venezia, che sono riusciti a portare la barca in alluminio e il serbatoio a riva. Ancora in acqua il motore dell'imbarcazione, che oggi sarà ripescato in sicurezza. E questo era Francesco Rattai. Tra poco ci collegheremo con Chiara Gaiani sulla vicenda degli autovelox Fleximan che continua a colpire. Intanto andiamo avanti con la cronaca nera. Era tornato a spacciare, nonostante l'obbligo di dimora nel comune di Padova, il divieto di allontanamento da casa nelle ore serali. Il tunisino arrestato dalla polizia. In manette anche un nigeriano su cui pendeva un mandato di arresto del Lussemburgo. Quasi a dire, il lupo perde il pelo, ma nonostante una bella tirata d'orecchie non il vizio. E quello dello spaccio non lo aveva di certo perso. Il tunisino di 21 anni, già bloccato una prima volta a novembre dagli agenti della squadra mobile di Padova. Il giudice aveva deciso per lui misure alternative alla detenzione, l'obbligo di dimora nel comune di Padova e il divieto di allontanamento da casa durante le ore serali, entrambi disattesi praticamente da subito. Il 21enne alla fine è stato notato e poi arrestato a Limena, lungo l'argine del Brenta, dopo aver ceduto 2 dosi di cocaina. Non solo, nascosta nelle ruote dell'auto, gli agenti hanno recuperato altri 20 involucri di polvere bianca e 1.000 euro in contanti. In carcere è finito anche un nigeriano di 30 anni, arrivato a Padova da poche settimane. Su di lui pendeva un mandato d'arresto europeo emesso dal Lussemburgo per detenzione di 12 involucri di cocaina. Dovrà scontare in carcere 2 anni. Malviventi scatenati nel Trevigiano, nella stessa notte hanno fatto saltare 2 bancomat, il primo a Col San Martino e il secondo a Quinto. Indagano i carabinieri, potrebbe trattarsi della stessa banda. Un boato che ha svegliato i residenti. L'esplosione verso le 2 di notte. I malviventi hanno fatto saltare in aria con un ordigno il bancomat del credito cooperativo di via Castelletto a Col San Martino. La deflagrazione ha fatto vibrare i vetri delle abitazioni. Immediatamente è stato composto il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri. I malviventi hanno arraffato il bottino e sono fuggiti. Un'ora dopo, altra detonazione, questa volta esplodere allo sportello bancomat in via Tognana a Santa Cristina di Quinto di Treviso. Stessa tecnica, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita nei 2 colpi, ma i danni agli sportelli bancari sarebbero ingenti. I bottini ammontano a diverse migliaia di euro, amareggiata la sindaca di Quinto. Mi dispiace molto perché rivela che stiamo tornando in un periodo nero, queste cose erano quasi scomparse, però purtroppo vediamo che c'è anche questo tipo di delinquenza che riaffiora. Per tutta la notte la sindaca ha spiegato di aver sentito dei petardi. Credo che non fossero i soliti ragazzini, ma che si siano un po' creati una sorta di alibi, nel senso che poi dopo il terzo o quarto botto magari uno pensa appunto ai soliti ragazzini, in realtà per coprire il rumore che sicuramente ha fatto il botto dell'esplosione del bancomat. I carabinieri del comando provinciale di Treviso sono intervenuti su entrambi i luoghi delle esplosioni. Dalle prime indagini l'ipotesi è che la banda di malviventi per circostanze di tempo e luogo potrebbero essere lo stesso per entrambi i furti. Rifurtiva esatta e i danni agli sportelli sono ancora in corso di quantificazione. Servizio di Daniela Sizie, stanno avendo una risonanza nazionale le imprese del cosiddetto Fleximan o i Fleximan che tagliano
i pali su cui ci sono i radar per il controllo della velocità, gli autovelox. Ci sono addirittura sui social dei supporters che inneggiano a quelli che ritengono degli eroi. Tra l'altro si rischia l'apologia di reato e la magistratura può indagare su questi messaggi che incitano a compiere altre imprese del genere. Ovviamente le amministrazioni sono al centro della polemica perché molte sono accusate di volere fare cassa. Sentiamo alcuni sindaci della Marca trevigiana. Sicuramente sta incarnando quello che è un disagio e un malessere che tanti automobilisti vivono quando prendono una multa e quando si trovano a recapitare a casa appunto un avviso verde, una busta verde. Dall'altra parte però bisogna anche sottolineare come queste apparecchiature tante volte siano dei deterrenti proprio per la sicurezza stradale e quindi non si può, tra virgolette, fare di tutta un'erba un fascio nelle zone dove la prefettura autorizza l'utilizzo di questi dispositivi. Vuol dire che ci sono pericoli e ci sono sicuramente delle attenzioni da prestare. Intanto io penso che non si fa, questo in primis. E noi italiani siamo famosi per trovare l'escamotage ogni volta che c'è una regola. È vero, è fastidioso prendersi una multa perché magari superi il limite di pochissimo, però se c'è una regola dobbiamo imparare che va rispettata. Ci sono altri modi per presentare le proprie osservanze, anche ci sono dei comitati che nascono per cose anche meno importanti. Direi che questo magari da sottoporre a chi di competenza un'analisi che sia corretta per quanto riguarda l'installazione e soprattutto la taratura di questi meccanismi, che certo dobbiamo dire sono fatti, io la vedo così, per la sicurezza delle persone. Se tutti i cittadini cominciassero a rispettare la velocità, probabilmente non se ne parlerebbe più di tanto che i comuni vuole far cassa, che i comuni devono o i sindaci devono tutelare la salute dei cittadini e soprattutto di rallentare la velocità che non siamo in grado di rallentarla. Laddove quei velox sono stati messi a seguito di incidenti dove hanno perso la vita delle persone e laddove è dimostrato che le comunità non fanno cassa con quegli autovelox, ma c'è una funzione di deterrenza, io ritengo che quello non solo sia un reato, ma sia anche mancare di rispetto alle vittime della strada. L'ultimo autovelox abbattuto nel Padovano è quello di Carceri, quindi andiamo subito in diretta da Chiara Gaiani con il presidente dell'ACI di Padova. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ringraziamo Nicola Borotto che è presidente dell'ACI di Padova, che tra l'altro questa mattina proprio per noi si è anche ben documentato. Adesso infatti ci darà dei dati. Tra l'altro è un cittadino che vive proprio nella zona di Padova dove è stato abbattuto l'ultimo Velox, l'ultimo blitz di Fleximan. Parliamo appunto di Carceri, un tratto di Regionale 10. Come ACI voi chiedete però un intervento delle istituzioni perché tutti questi abbattimenti e tutto sommato anche il plauso che non dovrebbe esserci ma che arriva dai cittadini sono il segnale di un problema che esiste, di una grande difficoltà da parte dei cittadini. Li stanno vivendo male questi Velox. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Io credo che i cittadini debbano essere ascoltati, vadano ascoltati. Non si può rendere vana la richiesta che i cittadini consapevoli fanno. Ovviamente quello che è successo in questi giorni, e parliamo ovviamente dell'ultimo Velox, quello di Carceri, io come istituzione e come persona, come Nicola Borotto, condanno ovviamente il fatto. Non si può accettare che in questa maniera così anche brutale vengano fatte capire certe cose alle istituzioni. Non è questo il modo. Però se poi dobbiamo entrare nel merito, serve questo Velox? Serve lì. Se io vi do i dati, ovviamente quelli sedimentati del 2022 e del 2021, perché tutti noi sappiamo che per renderli pubblici i dati ACI Istat hanno bisogno di alcuni mesi di sedimentazione perché i feriti possono diventare morti o avere un'invalidità permanente, eccetera, eccetera. Non è questo il tema. Però se io vi do i dati del 2022, noi abbiamo a Carceri che è il tratto di strada, l'ultimo tratto di strada della strada statale Padana inferiore 10 variante la bis,
e dove insiste il Velox, dove è posizionato il Velox, è di competenza, è stato richiesto dal comune di Carceri. Allora, la popolazione sono 1470 abitanti, questi sono i dati del 2022 ACI Istat. 1407 i veicoli circolanti all'interno del comune, 3 incidenti, 4 feriti, 2 incidenti dell'anno 2021 e 2 feriti dell'anno 2021. Se poi io vado a vedere all'interno del comune e della nostra provincia, in tutti i comuni della nostra provincia, se per caso nel comune, all'interno del comune di Carceri c'è la strada statale variante Padana Inferiore che dà senso al Velox, non lo trovo, perché noi abbiamo incidenti e feriti su altre almeno 30 strade della nostra provincia. Teniamo conto che più o meno la nostra provincia ha 1 milione di abitanti e superiamo i 500.000 veicoli. Allora, dico questo per dire cosa? Ci mettiamo attorno a un tavolo e ne discutiamo con dati alla mano però veri e reali, perché se no si giustificano altre cose. Ecco che allora si capisce il perché la gente si senta vessata. Quindi voi come ACI chiederete proprio questo alle istituzioni, di rivedere il posizionamento dei Velox e anche di capire se c'è una reale necessità. Tra l'altro, insomma, la provincia di Padova in estate è stata caldissima da questo punto di vista, con il caso di Cadoneghe, con le quasi 90.000 multe. Sì, assolutamente. Io credo sia arrivato anche il momento, visto che il Ministro dei Trasporti, il Governo ci sta mettendo mano sulla cosa, sia arrivato il momento di un confronto anche a livello nazionale con l'ANCI, con tutte le istituzioni, un tavolo veramente valido per capire se questa è materia e deve rimanere materia di competenza e di autorità degli enti locali e quindi dei comuni, o se debba esserci un tavolo nazionale a cui i comuni e quindi anche l'ANCI si deve adeguare perché è concertato a livello nazionale. Ovviamente io in questo momento parlo come rappresentante della mia istituzione, dell'Automobile Club provinciale, che quest'anno ha 125 anni di vita, ma anche come sindacato degli automobilisti. È inimmaginabile che un comune piccolo, per esempio come Carceri, come altri comuni di piccole dimensioni che non hanno una commissione giuridica specializzata su questi aspetti, che non hanno una commissione viabilità traffico come abbiamo noi specializzata su questi aspetti, possa decidere in questa maniera. Allora lì sorge, ripeto, qualche dubbio e qualche valutazione diversa. Bene, allora ovviamente continueremo a seguire questa vicenda. Io ringrazio Nicola Borotto, ringrazio anche il collega Federico Cibotto e vi lascerei a un'altra voce che abbiamo raccolto in mattinata come redazione, quella del presidente di Federcontribuenti, che butta sul piatto un'altra proposta, cioè quella di togliamo gli autovelox, facciamo che i controlli vengano fatti dagli agenti in divisa su strada. Da Padova è tutto. Questi non sono sistemi educativi, gli autovelox, e nemmeno servono comunque per la sicurezza. Ho sentito alcuni che hanno detto che salvano la vita. No, non è vero, non salvano la vita a nessuno, fanno solo ed esclusivamente cassa per i comuni, tant'è che nei bilanci preventivi dei comuni vengono comunque messi in preventivo d'incasso. Sono un sistema abbastanza vigliacco per colpire persone che magari consapevoli o inconsapevoli che stanno superando la velocità limite magari di qualche chilometro, se vedono poi arrivare a casa una contravvenzione che va spesso e volentieri a sbilanciare il budget familiare. Quello che io dico è: sicuramente vanno comunque posizionati nelle vie di veloce scorrimento, nelle autostrade dove non si può mettere una pattuglia con la paletta che li ferma e li sanziona, dopo naturalmente le verifiche antidroga, anti-alcol, e che magari non posseggono comunque strani oggetti anche in auto, e questo significa controllo del territorio. Queste macchinette proprio non servono a niente, sono macchinette mangiasoldi. E spero che ci sia un'inversione di tendenza e si rimettano le persone, gli uomini in divisa, che danno veramente sicurezza, danno anche quel giusto timore di non infrangere le leggi,
e che la smettano comunque con il fare cassa. Sappiamo che gli automobilisti e i proprietari di casa sono le due categorie più facili da colpire per far cassa. Smettiamola, cambiamo comunque indirizzo e facciamo i controlli veri sul territorio. Questo era Marco Pacagnella di Federcontribuenti e sugli autovelox ci sono tante polemiche, ma non ce ne sono sulle telecamere per la videosorveglianza, per la messa in sicurezza dei territori. Pensate che a Zero Branco c'è un record di telecamere, forse è uno dei comuni più sorvegliati d'Italia, 70 telecamere. Vediamo. Abbiamo superato le 70 telecamere e abbiamo altre 4-5 telecamere in fieri. Si conferma il paese delle telecamere Zero Branco con il sindaco Luca Durighetto che lo rivendica con orgoglio. Altre ne arriveranno a breve in una zona battuta anche recentemente dai ladri. Abbiamo avuto di recente alcuni episodi di tentativi di furto in un'altra zona, che è una di quelle dove ad oggi il sistema non è ottimizzato, e abbiamo una riunione che si terrà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima con i residenti proprio per andare a probabilmente installare un'altre 2 o 3 telecamere. In che zona? È la zona del Montiron. Quindi al confine con il comune veneziano di Scorzè, zona di campagna particolarmente ampia, con ville e casolari. Attenzione però, le telecamere possono essere un deterrente, non certo la panacea ai raid. La funzione è anche un'altra. Grazie al sistema di telecamere, laddove avviene il reato o laddove c'è la situazione un po' particolare, si riesce tramite le telecamere a risalire alla ricostruzione dei fatti e quindi nella maggior parte dei casi a risalire anche proprio a chi il fatto e il reato l'ha commesso. Anche per questo si stanno studiando nuovi metodi per consentire di tagliare ulteriormente i tempi di acquisizione delle immagini nell'immediatezza dei reati. Andiamo a Bassano del Grappa, dove in vista delle prossime amministrative c'è la campagna elettorale, ci sono scontri tra maggioranza e opposizione. Sentiamo questo articolo, questo pezzo di Ferdinando Garavello che riguarda il discorso della sindaca Pavan al San Bassiano. Sentiamo. La cerimonia della consegna dei premi in occasione di San Bassiano diventa anche un momento di confronto politico. E se dal palco il sindaco tira le somme degli ultimi 5 anni, in platea c'è chi fa i conti in tasca proprio a Elena Pavan. E la faccenda di Bassano, capitale della Pedemontana, non è andata giù a molti degli spettatori. Come in tutte le cose della vita, del lavoro, ognuno di noi sa che la leadership va conquistata e va testimoniata dagli altri. Non è che ci si mette in testa la corona della leadership. Io sono sempre stato un fautore che Bassano deve essere in grado di avere una leadership di servizio. Ecco, io di servizio da parte di Bassano in questi 4 anni nei confronti del territorio non l'ho visto. Non l'ho visto perché su alcune cose abbiamo fatto dei passi indietro e su altre siamo andati a traino. Dal discorso del sindaco scaturiscono alcune critiche al suo mandato. C'è sicuramente un problema legato al sindaco, soprattutto all'inizio, perché è una persona che non aveva esperienza, quindi doveva un attimo capire come funzionavano le cose. Non lo so se alla fine di 5 anni questo deficit è stato superato del tutto, sicuramente però ci sono delle responsabilità anche non sue rispetto al fatto che negli ultimi anni di mandato, l'ultimo anno di mandato, sicuramente lei ha patito le grosse divisioni interne della sua maggioranza nel rapporto soprattutto tra Fratelli d'Italia e Lega. Poi chiederemo alla sindaca Pavan se vorrà replicare. Come sempre noi diamo voce a tutte le campane e restiamo a Bassano perché è 3 ore e mezza e questo è il tempo che impiega chi va a lavorare e si trova al di là o al di qua dello sbarramento della Valsugana, che è stata chiusa per la caduta di un gigantesco masso, e i sindaci prendono le difese dei loro cittadini. Sentiamo ancora Ferdinando Garavello. In media un lavoratore neghese ci mette 2 ore al giorno per recarsi al proprio luogo di lavoro. Oggi con le chiusure messe in atto ci si mette circa 1 ora e mezzo in più al giorno. Sono delle tempistiche insostenibili per i cittadini del mio paese. Avete sentito bene, 3 ore e mezza per andare al lavoro a causa del doppio blocco della viabilità in Val Brenta.
Da una parte la frana sulla Valsugana, dall'altra l'ordinanza che vieta il transito ai non residenti in destra Brenta. In mezzo, stritolati da una situazione che si fa ogni giorno più pesante, gli abitanti di un territorio complesso e difficile da gestire, che devono sobbarcarsi lunghe deviazioni per andare a lavorare in pianura. A loro difesa arriva anche il sindaco di Enego, che ha scritto una lettera a tutti i suoi cittadini per confermare che si sta lavorando per una soluzione. Ho scritto al prefetto e siamo sempre in contatto con i sindaci del territorio perché si deve trovare una soluzione per i cittadini non solo di Enego ma di tutto il territorio vicentino. Bene la riunione di lunedì mattina in prefettura perché per i cittadini di Enego è insostenibile fare 3 ore e mezzo di strada al giorno per recarsi nel proprio posto di lavoro. Frison ammette di comprendere le motivazioni che hanno spinto Luca Ferrazzoli ad emanare l'ordinanza, anche se la scelta del sindaco di Valbrenta ha causato un volume enorme di polemiche da parte di cittadini e amministratori del territorio. Posso capire benissimo la volontà del sindaco di Valbrenta di tutelare i propri cittadini e da qui l'ordinanza di chiusura della strada comunale della Val Gadana. Il sindaco di Enego chiede che si trovi una soluzione e invita le autorità a cercare una soluzione credibile, forte per tutelare i cittadini di montagna messi a dura prova dalla vita di tutti i giorni e da questa emergenza ancora di più. Se vogliamo lottare contro lo spopolamento della montagna, dobbiamo anche qui dare delle risposte serie, forti e durature a chi abita questi territori. E proprio oggi è riunito a Vicenza in prefettura il Comitato per la viabilità con i sindaci dell'intero territorio interessati dalla chiusura della Valsugana. Sentiamo Vanessa Banzato. Serve tutta la comunità del Bassanese, serve che tutta la Regione Veneto, e qui chiamo in causa tutti i nostri rappresentanti eletti in Consiglio regionale, si diano da fare, ci diano una mano, perché il singolo sindaco può far sentire la voce, fa polemica se può per alzare i toni su un argomento, ma serve che tutti insieme facciamo massa critica. E nel caso specifico la massa critica diventa fondamentale per risolvere l'annoso problema della statale Valsugana, punto nero della viabilità del nostro territorio, punto nero della viabilità interregionale, perché collegamento diretto con il Trentino, una delle arterie più trafficate. Chiusa dopo la frana dei giorni scorsi da una precisa ordinanza del sindaco di Valbrenta Ferrazzoli, creando pesanti disagi alla viabilità. Il collega di Romano Simone Bontorin si rifà alla necessità di lavorare uniti per poter far sentire la propria voce a Roma, costituendo un comitato per la viabilità che si riunirà lunedì prossimo, il 22 gennaio alle 9:30 in prefettura a Vicenza. Già nella giornata di lunedì ci sarà un incontro tra sindaci questo comitato sulla viabilità che dovrà ascoltare anche le esigenze dei comuni che non sono direttamente toccati dalla chiusura ma che ne subiscono le conseguenze. Quindi si parla di Enego, Foggia, oltre a Valbrenta e Romano, quindi anche Pove e Solagna, Marostica e Bassano, e ci si troverà proprio per capire anche un po' come organizzare eventuali flussi alternativi. Non so se ci saranno altre possibilità, però è importante che l'ascolto, la concertazione poi venga riportata ai territori, perché questo periodo di 45 giorni io credo sia solo iniziale e di conseguenza tutte le comunità potrebbero avere più o meno disagi. È chiusa la Valsugana, il territorio è morto. Io credo che non ci sia più spazio per le sole prese di posizione politiche di un partito o dell'altro. Qui serve un investimento di centinaia di milioni di euro, serve decisamente oggi una presa di posizione e soprattutto quello che è un avanzamento e una messa tra le priorità più alte di quella che è la nuova Valsugana, di una nuova strada che ci dia l'opportunità di sgravare soprattutto i comuni valligiani di quello che è il traffico che passa ogni giorno. I gravissimi scontri tra centri sociali e polizia l'altro ieri per la protesta contro la presenza di Israele alla fiera dell'oro di Vicenza. Andiamo subito in diretta da Carlo Alberto Inghilleri. Ci sarà una manifestazione Uniti contro l'antisemitismo giovedì prossimo. A te Carlo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori e buongiorno al nostro ospite Corrado Cortese, coordinatore veneto di Più Europa, che organizza proprio questa manifestazione che citavi, direttore, Uniti contro l'antisemitismo. Si terrà giovedì prossimo alle 18 in via Cavour a Vicenza ed è
patrocinata dalle comunità ebraiche di Verona e di Padova. Quindi insomma è un momento importante perché il 27 di gennaio sarà il giorno della memoria. È importante anche che ci sia appunto il ricordo di quello che è accaduto, perché non riaccada mai più. Attenzione, perché Primo Levi aveva detto quello che è accaduto potrebbe ricapitare, bisogna assolutamente stare attenti, e quello che è accaduto potrebbe tornare sotto varie forme, bisogna vedere anche quello che accade nel mondo. E allora ci ricolleghiamo con la cronaca. Non è antisemitismo quello che ha spinto i centri sociali a attaccare il padiglione della fiera, però sicuramente c'è stata un'azione politica forte, netta, contro gli israeliani a causa della guerra a Gaza, e le due cose in qualche modo, il giorno della memoria e quello che è accaduto qui sabato a Vicenza, porta a una riflessione. Certo, porta a una riflessione, tenendo conto che l'evento del giovedì sicuramente è stato programmato ben prima, ma appunto perché era 2 giorni prima della giornata della memoria. Noi come Più Europa abbiamo criticato e attaccato pesantemente tutta la guerriglia urbana che ha caratterizzato il weekend, il giorno della fiera. È inammissibile che ci sia la caccia agli israeliani o agli stendisti ebrei, perché si critica più o meno ragionevolmente, a nostro avviso ragionevolmente, il governo Netanyahu. Non dobbiamo perdere, ricordo che l'osservatorio, e non parlo dei fatti di Vicenza, ma l'osservatorio sull'antisemitismo presieduto dal dottor Pegoraro, nominato dal governo, ha segnalato un aumento del 300% dei casi di antisemitismo dal 7 ottobre a adesso, 98 in tutta Italia, e riguarda anche la nostra regione Veneto. Ecco, avete sentito, questi sono gli ultimi dati che arrivano dall'osservatorio, atti di antisemitismo che stanno aumentando, sono in preoccupante crescita, quindi proprio in vista del giorno della memoria bisogna riflettere, tra l'altro atti di antisemitismo anche ai danni di singoli cittadini, come ci ricorda Corrado Cortese. Ora però vogliamo ritornare con le ultime novità riguardo a quello che è accaduto ai disordini di sabato a Vicenza, il corteo dei centri sociali del nord-est che ha puntato il padiglione, sono stati fermati 1 chilometro prima dalle prescrizioni della polizia, però i manifestanti, circa 700, hanno forzato il cordone della polizia, volevano raggiungere il padiglione israeliano perché quello che avevano annunciato anche sui social era la volontà di bloccare questo padiglione. Ebbene, ci sono stati circa 700 manifestanti che sono entrati in contatto con la polizia, alcuni erano travisati, avevano i caschi, hanno tranciato la catena di un cancello, sono arrivati anche armati di bastoni, erano in possesso anche di petardi che sono stati lanciati contro i poliziotti. Insomma, alla fine il bilancio è di 10 poliziotti feriti, 9 sono del reparto mobile di Padova, 1 è della Digos di Venezia, sono 2 in particolare i poliziotti che in questo momento hanno una diagnosi più severa, sono un poliziotto che ha 20 giorni di prognosi per ustioni lievi e proprio a causa di questi petardi che sono stati lanciati, e un altro che invece ha 45 giorni di prognosi per una lieve frattura all'altezza dell'arachide cervicale. Questo è un poliziotto della Digos di Venezia. 5 invece i manifestanti che sono stati fermati e sono stati identificati. 1 è vicentino, 1 è trevigiano, gli altri sono un croato, un bresciano e un attivista di Teramo. 3 sono uomini, 2 sono donne. Questo è il bilancio che oggi la Questura ha dato sui disordini che sono capitati appunto sabato scorso. Stanno procedendo adesso le indagini per identificare altri attivisti e poi la Procura sarà informata e si deciderà quanti e chi sarà denunciato. Però ascoltiamo il Questore perché proprio pochi minuti fa ci ha rilasciato una dichiarazione. Intanto c'è da dire che il dispositivo ha funzionato.
perfettamente, era stato pianificato con molta attenzione ed è stato eseguito con grande professionalità, e a questo proposito mi consenta di fare un plauso a coloro i quali, funzionari e personale, hanno portato avanti l'operazione. È stato svolto con grandissima professionalità e competenza. Certo, il rammarico, e lì va tutta la mia vicinanza al personale che ha riportato delle ferite durante gli scontri, appunto il rammarico è per questi 10 appartenenti, 9 al reparto mobile di Padova e 1 appartenente alla Digos di Venezia, che hanno dovuto fare ricorso alle cure sanitarie, e 2 hanno riportato anche delle lesioni non così lievi. In particolare uno di loro ha riportato delle ustioni, anche se superficiali, e un altro appartenente sempre al reparto mobile di Padova invece gli è stata diagnosticata una frattura di una vertebra del rachide cervicale, che chiaramente comporterà un periodo di riposo abbastanza lungo. Al di là di questo, credo che, come giustamente ha sottolineato il Ministro dell'Interno, abbiamo evitato guai peggiori. Per cui l'operazione nel suo complesso non può che riscuotere il mio, ma penso il plauso di tutti. C'è un'attività adesso che già da sabato sera si è aperta, ed è l'attività info-investigativa, è un'attività complessa, è un'attività che dovrà esaminare una serie di immagini e di video di cui siamo già in possesso, chiaramente per risaltare eventuali posizioni degne poi di un vaglio dell'autorità giudiziaria. Bene, e allora avete sentito, queste sono le parole del questore di Vicenza, Dario Sallustio. Adesso rimangono anche, oltre alle indagini aperte, le riflessioni politiche aperte, e i dati che ci ha fornito Corrado Cortese sull'aumento, sulla recrudescenza degli atti di antisemitismo, delle aggressioni legate all'antisemitismo, davvero portano a una riflessione in vista anche del giorno della memoria del 27 di gennaio. Sì, la riflessione è molto pacata, molto serena. L'antisemitismo è un fenomeno che si vede e non si vede, come ha detto il commissario Pegoraro dell'osservatorio. È aumentato in tutta Europa, è aumentato, il primo paese in cui è aumentato di più è la Francia, adesso riguarda anche l'Italia, con episodi dal 7 ottobre appunto più di 90 episodi, 98 per la precisione. Dobbiamo tenere alta l'osservazione e l'attenzione, perché sono cose che, come diceva lei prima, Primo Levi ci ha avvertiti di non dimenticare, e non dimenticare riguarda non solo una determinata comunità, perché quello che può capitare a una comunità può capitare ad altre comunità e a tutti noi. Bene, io ringrazio Corrado Cortese, coordinatore veneto di Più Europa. Se non avete domande da studio vi restituisco la linea, però ovviamente vi do appuntamento per questa sera sul telegiornale, perché vi racconteremo tutte le ultime novità riguardo ai disordini che sono accaduti sabato alla fiera di Vicenza. Grazie molte a Carlo Alberto Inghilleri, responsabile della nostra redazione di Vicenza. Vorrei fare anche i complimenti a Luisa Bertini e all'operatore Andrea Benetti, che nel momento degli scontri erano lì, erano immagini esclusive che avevamo poi trasmesso in diretta nei nostri telegiornali. In regia questa mattina ci sono Francesco Cerone e Italo Morao. Andiamo avanti con il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini, che ha annunciato la sua presenza alla consegna della laurea in memoria di Giulia Cecchettin. Nell'aula magna del Bo a Padova il prossimo 2 febbraio per la consegna della laurea a Giulia Cecchettin ci sarà anche il Ministro dell'Università Anna Maria Bernini. Una presenza doverosa, dice l'esponente di Forza Italia, che si è spesa fin dai primi giorni della tragica vicenda della studentessa uccisa dall'ex fidanzato per cercare di mettere un argine alla violenza di genere. Lo faccio con dolore, ma anche con grande partecipazione, perché credo che per eventi così drammatici non esistano solamente le leggi, ma anche e soprattutto un nuovo assetto culturale. Quindi la cosa riguarda tutti noi.
Dobbiamo esserci tutti, dobbiamo fare capire tutti che quando si dice no è no, sempre, e che esiste un margine di rispetto dell'essere umano che va insegnato fin dalla più tenera età. La storia di Giulia Cecchettin ha smosso le coscienze di un'intera nazione, tanto che dopo il suo omicidio le forze dell'ordine hanno registrato un aumento delle denunce per violenza di genere. Non basta però, c'è ancora molto lavoro da fare. Purtroppo di femminicidi ce ne sono ancora tanti. Tutti i giorni sentiamo cronache atroci di persone che l'orco ce l'avevano in casa. Quindi cambiano le circostanze, cambiano le storie, ma la morale è: bisogna imparare a rispettare le donne, la volontà delle donne, anche gli uomini, per carità, ci mancherebbe. Io su questo non voglio mai parlare solo alle donne delle donne, io parlo a tutti di tutti. Però c'è una condizione particolare che riguarda le donne che secondo me richiede un margine ancora maggiore di attenzione. È vero, c'è stato un effetto Giulia, dobbiamo fare tutti ancora di più. Simone Merlo in regia con Francesco Ceroni in questa edizione di Focus TG. Avrete sentito delle dichiarazioni di Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega, che tra l'altro stasera sarà a Focus, contrario alla candidatura del generale Vannacci nella Lega per le europee. Ha rincarato la dose anche l'assessore al turismo della regione del Veneto, Federico Caner. Non mi piace che ci siano persone che entrano all'ultimo momento nel nostro movimento e che vengano candidate, soprattutto che non hanno quel DNA storico che noi rappresentiamo. Capisco che c'è la necessità di ricercare voti, ma insomma abbiamo dei rappresentanti sul territorio che secondo me sono in grado di portare consenso senza dover per forza andare in cerca di altre persone che entrano all'ultimo momento nel nostro movimento e che poi magari sono i primi ad andarsene. Vannacci out, verrebbe da dire, parafrasando un termine in voga tra i tifosi di calcio. E così, dopo Gian Antonio D'Arè, anche Federico Caner allarga la fronda dei contrari nel carroccio a una candidatura alle europee per il generale che tanto piace a Salvini. Ma non è una sorpresa, visto che i mal di pancia nella Lega li ha più volte sollevati proprio l'assessore trevigiano, uno della triade che negli ultimi mesi è stato accostato sempre di più a Forza Italia. Rientrato all'ovile, almeno apparentemente, Giampaolo Bottaccin e un po' in disparte Roberto Marcato, in molti pensano che sia proprio Caner il più vicino al salto. Io sto aspettando con ansia che si portino a casa risultati importanti come quello dell'autonomia, che sia un'autonomia vera, consolidata e che porti anche risorse al nostro territorio, perché io credo che la Lega debba tornare ad essere quello che era. Se la Lega torna ad essere quello che è, penso che tante polemiche che vediamo in questi giorni su andi rivieni di assessori, consiglieri o anche di tanti militanti che si stanno stancando anche di questo cambio di linea politica verrà, diciamo, così rimarginato, altrimenti è ovvio che ognuno prende le proprie, fa le proprie considerazioni, prende le proprie scelte. Ma dalla segreteria provinciale c'è la sicurezza quasi assoluta che questo non accadrà. Ci sta dando una mano in alcuni comuni che vanno al voto, è coinvolto nell'attività della segreteria provinciale come responsabile elettorale su alcuni comuni, quindi mi sento proprio di escludere con assoluta tranquillità questa ipotesi. Con un messaggio chiaro al diretto interessato. Caner è della Lega, ha fatto un'esperienza politica grazie alla Lega come tutti noi che abbiamo ruoli istituzionali e che come me anche lui non se ne andrà mai dalla Lega, perché se dovessimo non avere più i ruoli, io ci ho parlato molte volte, non dovessimo più avere ruoli, andremo ad attaccare manifesti come si faceva una volta, perché questa è la nostra casa e quella che ci ha permesso di fare il percorso che abbiamo fatto. Eppure Flavio Tosi negli ultimi mesi ha più volte fatto intendere che nel 2024 in Veneto ci sarà un assessore regionale di Forza Italia, per Coin però da interpretare in modo diverso. Questo magari può voler dire che magari avendo qualche consigliere regionale magari può chiedere al presidente di regione di avere uno spazio in giunta. Io la interpreto più così che non il fatto che un assessore della Lega passi in Forza Italia, perché non è detto che resti assessore. Onorevole Dimitri Coin, parlamentare della Lega, ospite di Nicola Zanetti su Antenna 3. Vediamo adesso martedì il voto finale in Senato sull'autonomia
e per il segretario regionale Alberto Stefani è un momento storico. Vediamo. Scuola di politica e uno sguardo al futuro. La Lega chiama a raccolta i suoi militanti con Veneto domani, come si chiama la scuola di formazione politica, e spiega quali saranno i vantaggi e quale la strada verso l'autonomia, che martedì prossimo avrà un'accelerazione con la discussione in Parlamento del disegno di legge, il voto finale al Senato, poi il passaggio alla Camera dove concluderà il suo percorso. Il PD darà battaglia, ma siamo abituati a questo, siamo consapevoli che l'autonomia sarà una grande rivoluzione per il Veneto, ma anche per tutte le regioni che l'hanno chiesta. Quindi partirà un tour in 200 comuni veneti per spiegare le ripercussioni sul territorio dell'autonomia, dall'istruzione alla sanità, dal turismo all'imprenditoria. Intanto Stefani ribadisce che non corrisponde ai numeri la presunta fuga di leghisti verso Forza Italia. Dalla Lega c'è stato un solo militante che dalla Lega è andato in Forza Italia e non ha tra l'altro ruoli istituzionali. Quindi personalmente credo che su questo tema sia stata fatta molta speculazione, ma che i fatti e i numeri dimostrino ben altro. La Lega oggi tra l'altro presenterà un nuovo sindaco, siamo già a 5 nuovi sindaci dall'inizio del 2004, 49 amministratori. Infine, detto che la Lega insisterà per ottenere il terzo mandato per i presidenti di regione, difende la scelta di far votare in Consiglio regionale il fine vita. Abbiamo scelto la strada della libertà di coscienza, soprattutto su un tema etico. Se avessimo voluto farne una questione politica avremmo dato una chiara indicazione politica, così come abbiamo sempre fatto, e il risultato sarebbe stato completamente diverso. Anzi, io ringrazio il Presidente Zaia perché ha permesso una discussione libera e democratica su un tema fondamentale. Siamo stati la prima regione a farlo e quindi credo che questo sia un risultato importante. State con noi perché dopo la pubblicità avremo ospite Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, che si è astenuta dal voto sulla fine vita, e di qui proteste, polemiche, la sentiremo in diretta tra pochissimo. Intanto vediamo come è andato il congresso provinciale di Forza Italia a Padova. Sentiamo Federico Fusetti. Sono orgoglioso che sia stata trovata una quadra sul mio nome, segno anche magari del buon lavoro fatto negli anni passati. È Luca Callegaro, sindaco di Acquapetrarca, il nuovo coordinatore provinciale a Padova di Forza Italia. Come quasi tutte le province venete, anche la Città del Santo ha presentato un candidato unico che non ha dunque avuto bisogno di votazione. Era il coordinatore uscente che ora punta a un risultato a doppia cifra alle elezioni europee. Nel 2023 Padova, prima provincia veneta per aumento delle tessere. Abbiamo fatto quasi 1600 tessere, quindi e diciamo anche che la gente era disaffezionata perché i congressi, l'ultimo 20 anni fa circa, poco meno. Al congresso presenti anche 2 ministri, Casellati e Bernini. Sul terzo mandato per i presidenti di regione la discussione in Forza Italia è aperta, ma c'è una tendenza. L'idea prevalente potrebbe essere quella del limite dei 2, proprio perché 10 anni di governo sono un numero rilevante. Quindi, però noi non mettiamo mai la parola fine ad una discussione interna. Mentre in Veneto, una volta che sarà finito il mandato di Luca Zaia, che il candidato sia della Lega, che sia di Forza Italia, che sia di Fratelli d'Italia, sarà un candidato credibile e vincerà comunque, perché comunque il centrodestra vince in Veneto a prescindere, il centrosinistra non tocca palla. Se tu vuoi provare a vincere in Toscana, in Emilia Romagna, in Puglia, in Campania, è meglio non avere a che fare con Bonaccini, con Emiliano, con De Luca, e quindi la questione del terzo mandato va vista strategicamente. È interesse del centrodestra rendere contendibili quelle regioni. Quanto alla votazione sul fine vita, per il coordinatore regionale, sempre pronto a bacchettare il governatore del Veneto, c'è stato un errore di Luca Zaia nel sottoporre la questione al Consiglio regionale. Zaia ha fatto un errore, questo suo, quello del fine vita, perché su una materia che non è di competenza regionale, perché sulle leggi quadro è chiaro che la competenza è statale, e ha sbagliato le modalità, perché io sono il coordinatore regionale di Forza Italia da quasi un anno. Io da quasi un anno, ma lo stesso vale anche per altri colleghi, io riunioni di maggioranza per discutere di questo tema, zero, vero? Andiamo in pubblicità, 2 minuti, e poi torniamo con Anna Maria Bigon, collegata in diretta, consigliere regionale del Partito Democratico. A tra poco, state con noi.
Siamo in diretta con Focus TG. Saluto e ringrazio molto Anna Maria Bigon, spesso ospite di Focus e al centro di una burriana, di una polemica dopo il suo voto sul fine vita, e cioè l'astensione. Buongiorno Bigon. Buongiorno e grazie per l'invito. Buongiorno a tutti voi. Grazie molte a lei. Senta, si aspettava tutto quello che è accaduto, le reazioni che ha suscitato la sua scelta, cioè quella di non dipendere da un ordine di scuderia, così si chiamano, di un partito, ma di fare una scelta personale su una questione che riguarda le coscienze più che le questioni partitiche. Grazie direttore per la domanda. Io credo di non aver fatto esclusivamente una scelta personale, sicuramente di coscienza, ma rappresenta una parte del territorio. Magari sarà anche minoritaria, ma guardate che non è una questione solo ideologica. Anzi, e l'ho detto nell'intervento che ho fatto in Consiglio regionale, non dobbiamo sacrificare le persone sulla base di principi e di ideologia, non dobbiamo metterli su quell'altare. Noi dobbiamo difendere le persone e mettere al centro la malattia e i loro bisogni. E quindi non mi aspettavo sicuramente una reazione del genere, ci mancherebbe altro, però è anche corretto e anche giusto che all'interno dei vari partiti, ma soprattutto nel mio partito, ci sia comunque aperta una discussione di cui credo che sia un tema questo importante, etico e politico. Ecco, senta, ho visto che insomma ci sono state anche proteste all'interno del partito, ma anche chi l'ha difesa a spada tratta. Tra questi cito Del Rio, che addirittura ha detto: se dovessero toccare Anna Maria Bigon io prenderei dei provvedimenti, ha minacciato addirittura di dare le dimissioni. Sì, guardi, ho ricevuto, è vero, all'interno del partito tante critiche e questo non me l'aspettavo, dico la verità, perché parto dal presupposto che io faccio parte di un partito che è pluralista e di per sé dovrebbe quantomeno ascoltare quelle che sono le varie sensibilità, tra l'altro sensibilità, ripeto, non fatte sulla base di un principio, ma dopo magari se mi dà l'opportunità di parlarne con perplessità veramente concrete. E al di là di questo mi fa molto piacere aver ricevuto questo tipo di solidarietà da parte di Graziano Del Rio, ma anche di tante altre persone del territorio e onorevoli, ma soprattutto le persone che magari conosco, che fanno parte della semplice comunità, perché questa dobbiamo rappresentare e questi sono in buona parte anche con me, soprattutto perché io credo che la democrazia passa anche dal diritto di espressione di un voto. Certo, ecco, io citerei molto che lei, come diceva, vorrei dire quali sono i principi che hanno ispirato questa scelta. Ecco, perché questa scelta? In seguito a quale riflessione, a quale ragionamento? Ma due sono le criticità principali. Una è l'aspetto ovviamente della presa in carico del malato. La sentenza della Corte Costituzionale parla esplicitamente comunque della necessità anche delle cure palliative e cita e si riporta a un'altra sentenza sempre della Corte Costituzionale che chiarisce che nell'ipotesi in cui, nel momento in cui una persona viene presa in carico con le cure palliative, diminuisce la richiesta del suicidio assistito. Teniamo presente che in Veneto ne abbiamo già 6 di richieste, di cui 2 già accolte e già eseguite. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è la competenza. Io credo che non dobbiamo fare un accesso al Veneto solo per un diritto a morire. Io credo che non possiamo avere 20 leggi regionali diverse, tenuto presente che comunque altre regioni hanno già dichiarato l'inammissibilità di questa proposta di legge Cappato, ma al di là di questo io credo che non dobbiamo avere, chiamiamolo come vogliamo, però insomma un accesso presso le strutture del Veneto per questo scopo. Io credo che l'omogeneità e la uguaglianza riguardi anche le nazioni, non solo all'interno dell'USL. Certamente, Luana Zanella, parlamentare della sinistra, ha portato la proposta, la cosiddetta legge Zaia, perché era il presidente Zaia che teneva particolarmente che questa legge passasse, tra l'altro come si è visto senza
il governatore non ha condizionato gli uomini della Lega, ha lasciato libertà di scelta, è quello che si è auspicato un po' per tutti i consiglieri regionali su una materia così delicata. Lei crede che comunque ci vorrebbe una legge nazionale dello Stato su una questione così complicata? Assolutamente sì, c'è una sentenza della Corte Costituzionale e va assolutamente fatta una legge nazionale che preveda determinati requisiti. Allora, in Veneto si è scelto di portare avanti questa proposta di legge. Si è detto che è una procedura sanitaria, benissimo. Se è una procedura sanitaria, ho detto io, e quindi solo per determinare i tempi e le modalità di arrivo al suicidio assistito, quindi di arrivo al diritto alla morte, e magari per non avere un USL che arriva in 40 giorni e un'altra in 20, benissimo, basta una delibera della giunta regionale. Lo hanno fatto in Toscana, lo hanno fatto in Puglia, poteva benissimo farlo il presidente Zaia all'interno della regione Veneto. Se invece viene fatta una legge, premesso che a mio parere e anche a parere dell'Avvocatura di Stato deve essere nazionale, bene, allora comunque se abbiamo deciso di portarla in Consiglio regionale, quantomeno adeguiamolo a quelle che sono le prescrizioni della Corte Costituzionale, quindi mettiamo il presupposto o quantomeno l'accesso alle cure palliative, mettiamo l'obiezione di coscienza a favore dei medici che non vogliono partecipare a questo procedimento sanitario, specifichiamo bene, perché male non fa, che si tratta di persone malate gravemente e non guaribili, ma maggiorenni, precisiamolo, che siano appunto capaci di intendere e volere, e precisiamo anche magari che il comitato multidisciplinare sia composto da determinate persone. In Veneto solo il 30% da dati regionali ha accesso alle cure palliative. Io credo che nel momento in cui una legge che viene proposta si chiama liberi di scegliere, una persona è veramente, veramente libera di scegliere quando ha anche una terapia antidolore. Anna Maria Begon, resti in linea, resti con noi perché adesso abbiamo dei collegamenti in diretta su altre questioni, quindi voltiamo per un attimo pagina, poi però torniamo da lei. Andiamo subito in diretta da Lucio Zanato perché oggi c'è in Veneto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. A te Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, sono con il direttore di Savno, nonché ex senatore Giampaolo Vallardi, che ha portato qui il ministro per l'ambiente e per l'energia Pichetto Fratin. L'abbiamo sentito però prima, l'ha portato qui il direttore perché voi avete portato avanti un'iniziativa importante già dall'anno scorso, ma quest'anno adesso c'è l'ufficializzazione, cioè l'idea di poter riutilizzare le cose prima che diventino veramente rifiuto. Sì, era un'idea, si è concretizzata, già qualche mese che la stiamo sperimentando, oggi è ufficiale, siamo partiti con la bacheca di riuso, cioè cos'è? Semplicemente prendiamo tutto quel materiale che la gente butta ma che è ancora funzionante, tutto quel materiale che può avere una seconda vita e lo diamo a tutta quella gente che ne ha bisogno. Siamo in un momento anche in cui c'è tanta gente che ha bisogno. Lei prima ha detto che ha addirittura un capannone già pronto di materiale da poter essere riconsegnato a gente che ne ha bisogno. Sì, è quasi pieno, ci sono tanti mobili ristrutturati, grazie alle associazioni del territorio, abbiamo diverse scuole che collaborano con noi, abbiamo l'istituto Don Bosco, abbiamo l'istituto Pittoni, abbiamo l'associazione Il Pesco, tanti volontari che ci danno una mano in questo progetto. E tra l'altro una mano l'ha data anche il Ministro per l'Ambiente perché l'avete messo a riparare, pensa al direttore, l'hanno messo a riparare, lo vedremo stasera, una stufetta che era andata in corto e poi l'hanno messo addirittura a dipingere con i ragazzi praticamente un mobile per riutilizzarlo. Però il Ministro Pichetto Fratin noi l'abbiamo intervistato non solo sul riuso ma anche sulle trivelle. Sentiamo cosa ci ha detto. Il Veneto è una delle regioni più avanzate, quindi sia nel riciclo che nel riuso. La sfida nazionale è su modelli, partendo dai modelli come quello veneto, come quello lombardo, anche come quello del nord Italia, è quello di diffonderlo a livello nazionale prima di tutto e poi trovare anche l'equilibrio rispetto alle direttive europee o ai regolamenti a seconda dello strumento tra riciclo e riuso.
perché noi abbiamo anche un'economia molto particolare sviluppata sul fronte agricolo e quindi sul food come ultima catena di produzione, e pertanto alcune valutazioni di riuso non sono compatibili probabilmente anche con il tipo del prodotto, e che quindi è anche con questo punto la salubrità. Si tratta di trovare, è una sfida che ha lo Stato, che hanno le regioni e i vari consorzi a livello locale, ma è una sfida delle imprese. Rivelazione in Adriatico, il Veneto è un po' preoccupato, come siamo messi per quanto riguarda le autorizzazioni? Ma per quanto riguarda l'autorizzazione in questo momento non c'è nulla di particolare, nulla da dire. La valutazione da fare è quella là dove ambientalmente ci sono tutte le garanzie, si può stare oltre il numero di 9 o sotto il numero di 12, a seconda come lo voglio mettere. Però il Polesine ha paura di scendere ulteriormente, sono 7 metri sotto il livello del mare. Certamente devono esserci tutte le garanzie e non deve esserci una condizione di subsidenza. Allora Lucio. Avete sentito, non ci devono essere condizioni... Sì, direttore. Vai, a te la linea. Ecco, stavo dicendo appunto perché abbiamo fatto questa domanda, perché ricordiamo che il senatore Giampaolo Vallardi, quando era senatore, ha portato la commissione proprio all'interno del Polesine per far vedere che cosa succede se continuiamo a pescare metano sulla zona. Quindi dal ministro la linea continua con quella che avete portato avanti voi. Di fatto, siccome si scenderà ulteriormente con la subsidenza, non si deve tirare via il metano dal Polesine. Ma sicuramente sì. Io credo che il Polesine sia un territorio che ha già dato, e quindi dal punto di vista ambientale credo che dobbiamo lavorare per ricercare energia da altre parti. Ci sono oggi, sono passati quasi 50 anni, forse anche di più, da quei tristi eventi che hanno portato ad abbassare il territorio, in alcuni punti anche di 4-5 metri, quindi una cosa impensabile continuare ad estrarre. Grazie. Perché abbiamo ancora un minuto con il direttore, ma io volevo scendere dal palco perché qui c'è anche Flavio Tosi, direttore, e quindi è inevitabile che chieda a Flavio Tosi un commento, visto che poi prima parlavate di fine vita, su questa operazione del governatore Zaia. Come vede lei politicamente parlando questa sconfitta? Ma allora, ha sbagliato per 2 motivi. Uno, perché ha rotto la maggioranza, ha cercato un braccio di ferro con Salvini e l'ha perso perché ha vinto il partito, e perché nell'elettorato di centrodestra c'è un voto dove meno di metà della Lega vota col governatore, Forza Italia e Fratelli d'Italia votano dall'altra parte, e lui prova a vincere con i voti del 5 Stelle e del PD. Insomma, non è stato secondo me una scelta politicamente sensata, ma poi i contenuti. Quella è una competenza nazionale, perché alla Regione spetta l'organizzazione sociosanitaria. Le scelte di cornice stanno allo Stato, anche perché come può essere pensabile che sul fine vita, vuol dire i tempi in cui un malato grave con una patologia, con delle sofferenze indicibili, gli dici guarda, vai in Veneto, ti danno la prestazione in 30 giorni, in Toscana in 60, così fai spostare i disperati da una regione all'altra in un momento come questo. Può essere solo lo Stato a legiferare, era ed è competenza nazionale, quindi già ha sbagliato anche sui contenuti. Grazie a te, direttore. Grazie molto Lucio, grazie anche a Flavio Tosi, coordinatore regionale per Forza Italia. Torniamo da Anna Maria Bigon, non solo sulla questione del fine vita, ma anche sulla sanità, no? La sanità è sotto la lente del Partito Democratico, durissimi gli attacchi anche da parte del segretario regionale Martella. Cos'è che, al di là della questione del fine vita, vi porta ad essere così critici nei confronti del sistema sanitario pubblico del Veneto? Allora intanto do una notizia, nel senso, se può essere rilevante, stamattina proprio il Tribunale della di Firenze ha sollevato un'altra questione di legittimità sul suicidio assistito. Questo è un rafforzamento di quello che poi dicevo sempre, che comunque la cornice, quantomeno quelli che sono i criteri, devono essere sollevati a livello nazionale per una questione proprio di competenza e anche di fattibilità, insomma, ecco, e non impugnabilità. Tutto qua. Al di là di questo,
Perché noi rileviamo le mancanze da parte della Regione Veneto? Perché parliamo appunto di quello che è la competenza della Regione Veneto. Due sono le criticità, l'ospedaliero e il territoriale, e tutti e due fanno fede sulla mancanza di supporto a favore dei medici territoriali ed ospedalieri, per due questioni essenzialmente. Una è la qualità di lavoro e l'altro è l'aspetto proprio economico. Qualità del lavoro perché a livello territoriale noi abbiamo i medici che non fanno più i medici perché ci sono tante zone carenti, devono sobbarcarsi un numero altissimo di assistiti e hanno tanta burocrazia, arrivano fino al 50-60% del loro lavoro. L'altro aspetto economico ovviamente è l'aspetto di dare quello che non dico danno all'estero, ma quantomeno adeguare gli stipendi dopo anni che rimangono uguali. E questo vale sia per quanto riguarda le convenzioni a livello territoriale sia per quanto riguarda gli stipendi a livello ospedaliero. Se noi abbiamo un problema, l'abbiamo all'interno del pubblico. Oggi proprio abbiamo visto i giornali, no? I primi medici territoriali privati che fanno prestazioni ovviamente a pagamento. Se andiamo avanti così e noi interrompiamo questa catena, fra qualche anno ci troveremo veramente ad emarginizzare quelli che hanno difficoltà economica, che già lo sono adesso. Allora ho chiesto alla Regione, in varie occasioni abbiamo chiesto come gruppo alla Regione di potenziare la medicina territoriale e quella ospedaliera, cercando di trattenere i nostri medici a livello territoriale, dando loro supporto amministrativo e infermieristico. C'è stato un concorso, 2500 infermieri, assumiamoli. L'altro aspetto ospedaliero è evidentemente quello di mettere in condizione di fare un turnover regolari, di cercare di avere una qualità di lavoro dignitosa, ma soprattutto adeguare lo stipendio. Noi i giovani vanno via e noi dobbiamo trattenerli, prendono 3 volte tanto e hanno all'estero, parlo anche della vicina Svizzera, 3 volte tanto, ma hanno anche il supporto dell'appartamento, hanno il corso di formazione delle lingue. Se andiamo avanti così il Veneto veramente sarà in crisi, il Veneto e l'Italia. Allora il Veneto sia primato in questo. Maria Vigon, resti ancora con noi, abbiamo un altro collegamento, parliamo in questo caso del rugby, il grande rugby che sbarca nella Marca, e parliamo del 6 Nazioni Under 20. Francesca Bozza con il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Mario Conte. A te Francesca. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Esatto, 6 Nazione Under 20 che arriva a Treviso, meglio dire torna a Treviso, la Ghirada che ospiterà la nazionale e poi lo stadio di Monigo che ospiterà 2 incontri della nazionale italiana. Grazie al sindaco Mario Conte, grazie al presidente Amerino Zatta. Sindaco, una grande soddisfazione per lo sport, ma anche lei ha detto per quello che è il messaggio sociale che questi ragazzi possono lanciare. Sì, abbiamo sentito tante volte parlare di ragazzi di 18, 19, 20 anni in chiave negativa anche nei vari telegiornali, invece ci piace sottolineare come i giovani siano soprattutto questi, quelli che attraverso l'impegno e il sacrificio ottengono dei risultati importanti nella vita, in questo caso nel rugby, però voglio dire ogni sport porta con sé dei successi nella cultura o nel sociale, e quindi portare qui una manifestazione sportiva che esalta le gesta di questi ragazzi credo che sia davvero il modo migliore per convincere anche quei pochi annoiati che ci sono comunque nelle nostre piazze, nelle nostre vie, a trovare dentro di sé un motivo importante per esaltare il proprio talento. E quindi io ringrazio Benetton Rugby, che è un'eccellenza a livello europeo nel mondo del rugby, che ci consente attraverso le proprie strutture, quindi la Ghirada e insieme all'amministrazione comunale, allo stadio di Monigo, di portare a Treviso sempre più manifestazioni di livello internazionale, come in questo caso il 6 Nazioni Under 20. Ufficializzata la rosa di 29 giocatori che incontreranno, che sfideranno Inghilterra e Irlanda, ufficializzato anche il nome del capitano, presidente Zatta. Una grande soddisfazione, una collaborazione sempre più importante e solida. Sì, ormai è una partnership che va avanti ormai da 3-4 anni tra la federazione, il comune di Treviso e la Benetton. È una manifestazione che si propone, diciamo così, a livello internazionale, che è una manifestazione proprio di primissimo ordine, e ha visto negli anni precedenti appunto le prestazioni di una squadra italiana che
praticamente le premesse di una nazionale maggiore che deve cimentarsi fra qualche anno. Quindi per noi è un orgoglio avere questa manifestazione, un orgoglio e un grazie anche al Comune che mette a disposizione, diciamo così, gli impianti che si prestano nel migliore dei modi per fare da cornice a questa realtà che sta arrivando a Treviso. 2 le date, 2 febbraio, 8 marzo, l'invito a tutti i tifosi è di andare a Monigo per sostenere la squadra azzurra. Intanto invito il direttore che ci sta ascoltando in diretta a venire a vedere le gesta di questi campioni, ma invito tutti i telespettatori, perché uno dei motivi che ha convinto la federazione a investire ancora nella città di Treviso è stato proprio l'effetto del pubblico, che è sempre caloroso, a sostegno, che nel rugby è un'azione importante a sostegno di questa squadra. Quindi sosteniamo i giovani, sosteniamo la nostra nazionale Under 20 e sosteniamo il mondo dello sport. Anche perché lì ci saranno i campioni del futuro. Una battuta al volo, Presidente. Tanti ce ne sono, quindi auspichiamo che da queste squadre nascono questi futuri campioni. Fare dei nomi, cose di questo genere, è molto molto difficile, però vedendo, diciamo così, da vicino e negli allenamenti dico che c'è buona speranza che ci siano dei bravi, diciamo, atleti. Ringrazio il sindaco Mario Conte, ringrazio il presidente Zatta. Da Cassugana è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie molte, verremo di sicuro e grazie per l'invito al sindaco Mario Conte. Andiamo in pubblicità ancora un minuto e poi rientriamo di nuovo con Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, dopo l'astensione dal voto che ha suscitato molte polemiche, ma pro e contro la scelta di Anna Maria Bigon. Più in generale, come vede in questo momento il centro-sinistra in vista delle elezioni, delle europee e poi delle regionali del 2025, con tra l'altro l'imminenza di questo scontro televisivo tra Giorgia Meloni e Elly Schlein? Ma io credo che il Partito Democratico abbia una possibilità che è quella enorme, quella di rappresentare un po' tutto il centro-sinistra, l'ho sempre detto, e credo che sia il riferimento importante per tante persone. Lo sarebbe e lo è sicuramente molto di più nel momento in cui rappresenta anche più aree quanto è il motivo fondante di questo partito, ci mancherebbe altro. Io credo che dovremmo essere tutti uniti, nel senso che quella maggioranza che abbiamo visto allargata riesce comunque a catalizzare molto più consenso, lo deve essere assolutamente. Il Partito Democratico presenterà alle europee delle persone importanti e credo che queste dovranno essere sicuramente in parte elette e avranno modo anche di cercare di portare quelli che sono i principi fondanti di questo partito, soprattutto in rappresentanza del territorio, ma anche come politica europea. L'Europa deve essere forte, la Meloni di fatto questo finora non è riuscita a ottenerlo, per quanto mi riguarda, soprattutto per quanto riguarda anche la politica migratoria e per tanti altri aspetti. Vediamo anche il PNRR, i tagli che ci sono o quantomeno la maggior crescita di costi e quindi di per sé l'obiettivo inferiore che potremmo raggiungere e i rischi che stiamo correndo. L'altro aspetto sulle regionali, io credo che dobbiamo assolutamente lavorare per un'alternativa. Insomma, Zaia ha fatto 3 mandati, ha fatto anche, insomma, io credo che lo è stato tanto amato dal suo popolo e anche come consenso. L'abbiamo visto e non possiamo assolutamente negarlo alle ultime elezioni con i voti che ha preso sicuramente. Credo però che ci debba essere un ricambio e non solo perché noi siamo rappresentanti del centro-sinistra, perché questa è la democrazia ed è giusto che sia così. L'indebolimento c'è stato perché probabilmente non daranno il terzo mandato, da quello che si vede. Il fatto che si sia intestata una legge e che la sua stessa maggioranza non gliel'ha fatta passare, che dopo il mio partito magari prenda come riferimento anche la mia responsabilità, questo è un altro discorso, ma io credo e ne sono convinta che insomma un presidente di una maggioranza nel momento in cui ha 41 consiglieri su 51
i voti che ha ottenuto sono pochi. In genere ha sempre portato a casa e approvato tutte le leggi che sono state presentate. Questa no, è una riflessione che va fatta. Anna Maria Vigon è stata anche sindaca di Povegliano Veronese e tanti sindaci vorrebbero il terzo mandato, no? Si discute appunto sul terzo mandato che nelle posizioni apicali vorrebbe evitare, c'è chi invece sostiene il contrario, ma sui sindaci insomma, sembrava che il governo fosse disponibile a dare il terzo mandato ai sindaci che amministrano comuni inferiori ai 15.000 abitanti, cosa che almeno per ora non è avvenuta. Lei su questo ritiene che un sindaco possa essere votato qualora i cittadini vogliano confermarlo? Assolutamente sì, io credo che sia l'unica eccezione che dobbiamo fare, ma anche per correttezza, perché di fatto abbiamo tantissimi comuni piccoli in Veneto, soprattutto parlo del Veneto, ma anche in Italia, e quindi credo che difficilmente a volte troviamo la disponibilità, in modo molto difficile troviamo la disponibilità di candidati, consiglieri e sindaci. C'è una responsabilità incredibile essere primi cittadini, essere assessori e consiglieri di paesi piccoli dove magari abbiamo anche poco personale, per cui dobbiamo anche integrare il loro lavoro e spesso insomma diventa tutto più complicato e complesso. Quindi dare la possibilità di rimanere a chi ha l'esperienza forse credo che sia un'opportunità importante. Diverso invece per tutti i ruoli superiori, dove io metterei, giustamente come dice Zaia, non il limite solo in regione, ma anche in Parlamento. Non solo in regione ma anche in Parlamento. In Parlamento vanno avanti, ci sono parlamentari al 20° mandato, cioè passano una vita in Parlamento e lì in effetti un limite bisognerebbe metterlo. Se si mette un limite da una parte andrebbe messo anche lì, anche perché questi sono nominati, fossero almeno eletti con le preferenze, ma sono nominati e quindi siamo sempre a queste leggi elettorali molto poco rispettose della cosiddetta sovranità popolare. Grazie molte, grazie ad Anna Maria Vigon, grazie. A presto. Grazie mille per l'invito. Ci vedremo presto ovviamente a Focus, perché Anna Maria Vigon è una colonna di Focus la sera e oggi l'abbiamo avuta anche nel nostro telegiornale. Grazie a tutti, grazie ai nostri registi Francesco Ceron e Simone Merlo e ci vediamo stasera con il nostro talk alle 21:15. Buona giornata.